Numerose sono state le aziende truffate, in Italia e anche all'estero. Circa 150 aziende, la maggior parte all'estero, ma una quarantina anche in Italia, soprattutto di ditte di autotrasporti dove gli addetti di queste ditte facevano i rifornimenti, quindi era più facile acquisirne i codici delle carte di credito. Un metodo classico è la clonazione delle carte di credito e questo fa un richiamo all'attenzione che tutti noi dobbiamo porre ai nostri sistemi di pagamento informatici. 3 consigli molto brevi: coprire con la mano nel momento in cui si digita il codice della propria carta, che non deve essere riportato sulla carta stessa, e soprattutto fare una piccola verifica del sistema bancomat dove si fanno, o self-service dove si fanno i prelievi, in quanto generalmente questi sistemi vengono applicati in maniera molto sommaria sopra queste apparecchiature, quindi sono facilmente individuabili. Vengono attaccati sommariamente in maniera molto, molto instabile sull'apparecchio. I clonatori si posizionano a poche decine di metri dall'apparecchiatura e acquisiscono attraverso sistemi informatici e apparecchiature elettroniche gli impulsi elettronici che vengono emessi durante la digitazione del codice. Quindi nel momento in cui c'è qualcosa che non funziona, non abbandonare l'apparecchiatura ma chiamare le forze dell'ordine, perché sicuramente i presunti clonatori sono nelle vicinanze. Estremamente esperti nel settore informatico, con le loro conoscenze sono riusciti in pochi mesi ad asportare circa 180.000 euro in valore di carburante sia in Italia che in Europa. È un sistema veramente complesso e ramificato in tutta Europa. Al momento le indagini si sono fermate a queste 5 persone, 2 arrestate e 3 denunciate in stato di libertà, e si vedrà se si riuscirà a trovare ulteriori responsabili. Molto astuto anche nella clonazione del suo codice fiscale. Ma tra le decine di carte di credito o comunque carte di pagamento ritrovate, abbiamo rinvenuto anche un codice fiscale a cui erano stati tolti i dati originari del titolare ed erano stati immessi sempre codici clonati per poter effettuare pagamenti fraudolenti, prelievi fraudolenti. Per passare sicuramente inosservato in questo modo. Con un codice fiscale nessuno si può pensare che si stia effettuando dei prelievi fraudolenti, quindi un sistema estremamente sicuro dal punto di vista di essere scoperti, insomma.